Buongiorno a tutti, siamo con Marco Petrillo, Presidente della Commissione Fiscale di Uneva Nazionale, che ci presenta alcuni aggiornamenti sulla circolare del 13 giugno dell'Agenzia delle Entrate in materia di superbonus. Sì, grazie Tommaso, buongiorno a tutti, buongiorno agli associati di Uneva e agli amici del web. L'occasione di oggi è quella di tornare ad analizzare un tema di attualità che ha avuto un'evoluzione anche burrascosa negli ultimi anni, a partire dal 2020, che è il tema del superbonus per gli edifici da efficientare o da realizzare sotto altri punti di vista come interventi finalizzati alla natura giuridica dell'ente che effettua questi interventi, ovvero organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ONLUS, organizzazioni di volontariato, ODV, o associazioni di promozione sociale, APS. Il tema è ancora di attualità perché pochi giorni fa, il 13 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare, la 13E, che fa il punto un po' della situazione circa le novità intervenute nel corso del 2023 e poi fa quello che interessa a noi, un focus particolare sulle ONLUS e soprattutto sulle fondazioni ONLUS, che è la targettatura principale della nostra tipologia di associati. È evidente che non entriamo nel merito, data anche la complessità dei bonus, rispetto al decreto, diciamo l'ultimo, che ha un po' congelato, stoppato e poi riavviato con regole diverse, mettendo uno spartiacque a metà febbraio rispetto a tutta la categoria dei contribuenti. Il focus di oggi tende a diciamo, concentrarsi sulla natura delle fondazioni ONLUS o delle associazioni ONLUS che si avvicinano a questo tema. Come premessa generale, diciamo che il legislatore ha voluto premiare questa tipologia di soggetto giuridico anche per le richieste, gli emendamenti presentati da Uneba presso, diciamo, le commissioni parlamentari e presso i canali parlamentari, affinché la dimensione patrimoniale immobiliare degli enti fosse messa al centro dell'attenzione, soprattutto in termini di ottenimento dei bonus fiscali. La premessa si conclude dicendo che per le nostre associazioni, le nostre fondazioni ONLUS, il tema dell'efficienza energetica è un tema che rientra nel superbonus del 110%, ma ricordiamoci che entrano anche altre tipologie di interventi, quindi il panorama si amplia e la circolare 13 di pochi giorni fa ricorda bene anche questi temi, ovvero efficienza energetica, interventi antisismici per coloro che ovviamente insistono su territori soggetti a tale inquadramento, installazione di impianti fotovoltaici e soprattutto installazione di ricariche dei veicoli elettrici, volgarmente dette anche le colonnine per la ricarica elettrica. Questa è la premessa che si conclude qui per dire, cari amici, oltre al tema del superbonus ci sono anche altri interventi che possono essere analizzati con l'abbinamento di bonus fiscali di minore entità, ma che hanno anche loro la stessa dignità e attenzione che meritano. È evidente che oggi trattiamo le novità che riguardano diciamo, la fruizione del bonus, perché sono tutte novità positive che consentono di far cadere quelle criticità e quei lacciuoli che avevano fino ad oggi, diciamo, enormemente frenato l'espansione e il godimento di tale bonus per come era congegnato dal punto di vista normativo dentro il settore sociosanitario, assistenziale e sanitario di Uneba. Ricordiamo sempre i requisiti di accesso. Questi sono quelli previsti nel decreto 34 per il 2020. Ricordiamo che questo bonus nasce in epoca Covid, col decreto 34 del 2020, l'articolo 119, comma 9, lettera d-dis, che sono, diciamo, è l'articolazione normativa che prevede specificatamente ONLUS, ODV e APS. Dicevo, i requisiti soggettivi e oggettivi sono i medesimi. Quelli soggettivi li ho appena detti, i soggetti giuridici devono avere questa connotazione e devono avere quindi l'iscrizione nei registri nazionali. Per quanto riguarda invece la parte oggettiva, trattasi di interventi edilizi con delle spese sostenute su categorie catastali, quindi edifici che hanno categorie catastali di B1, B2 e D4.
L'altro elemento di requisito oggettivo riguarda il titolo di godimento dell'immobile. Arrivano molti quesiti in UNEBA con questo tenore. Devo necessariamente essere proprietario dell'immobile per godere di questi bonus fiscali, di questi benefici fiscali? La risposta è no. Sono ammesse altre 4 tipologie di godimento dell'immobile: nuda proprietà, usufrutto e comodato uso gratuito. È evidente che devo avere il godimento dell'immobile, ad eccezione di un caso che adesso diremo, prima dell'inizio dei lavori. Il caso che dicevo è quello che riguarda il comodato d'uso gratuito. È rimasta una vecchia norma non più modificata. Tale comodato deve essere registrato al massimo entro la data di introduzione del 1° giugno 2021, che è l'introduzione delle modifiche richieste dal settore nelle prime conversioni parlamentari del decreto 34. Quindi il comodato d'uso gratuito deve avere questa tempistica. Tutto il resto dei godimenti, della tipologia di godimento dell'immobile, possono avere, diciamo, anche tempistiche di ingaggio e di registrazione successive, purché, e qui subentra la seconda novità, siano precedenti all'inizio dei lavori, o se le spese sostenute sono precedenti all'inizio dei lavori, questi godimenti, tipologie di godimento dell'immobile, devono essere precedenti alla data di sostenimento delle spese. È rimasto l'orizzonte temporale del 31 dicembre 2025, quindi è evidente che anche per la tipologia di immobili le onlus e le ODV e l'APS sono attenzionate dal mercato edilizio, dal mercato immobiliare. L'altro requisito che è rimasto è il conteggio che occorre effettuare per capire qual è il tetto massimo di godimento del bene. È stato confermato che occorre introdurre un moltiplicatore che si evince dal rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto di interventi e una metratura media di un edificio secondo, diciamo, l'osservatorio immobiliare, l'OMI, l'osservatorio immobiliare italiano. Qui non mi dilungo, poi mi rinvio alla circolare del 13 giugno, perché trovate lì dentro le specifiche corrette e con degli esempi anche concreti nelle note sottostanti. Quindi la prima parte di questa pillola vuole confermare il mantenimento, così come erano prima, dei requisiti oggettivi e soggettivi. Dove sono intervenute le novità? Anche su spinta di UNEBA, che ha, con diciamo una certa insistenza, presentato delle richieste di modifica legislativa. Sostanzialmente sono intervenute in 2 situazioni. Le condizioni per poter accedere al superbonus e ai bonus anche prima erano restrittive, perché sostanzialmente prevedevano altri 2 requisiti di natura gestionale. Il primo requisito è che ovviamente l'ente insista e lavori in un contesto di servizi sociosanitari e assistenziali, e questo si evince dallo statuto e dall'attività svolta in maniera concreta. Il secondo requisito riguardava tutto il tema di compensi, diciamo, degli organi amministrativi o titoli economici assimilati. Qui sono intervenute numerose diciamo, risposte dall'Agenzia delle Entrate sotto forma di risposte agli interpelli, spesso contraddittorie, che hanno rappresentato l'elemento frenante allo sviluppo di questo bonus nel settore del sociosanitario onlus. Ebbene, sotto questo punto di vista è stata introdotta una interpretazione autentica al comma 10 bis, sempre dall'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020. Sostanzialmente cosa dice? Viene confermato che le spese sono sostenute da onlus o di APS che si occupino di servizi sociosanitari, i cui membri di amministrazione, consiglio di amministrazione, membri del consiglio di amministrazione, non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. Questi requisiti devono essere presenti alla data di avvio dei lavori, quindi non più al 1° giugno del 2021, o se precedente alla data di sostenimento delle prime spese di pagamento delle fatture dei lavori. La seconda, sostanzialmente, novità di questa interpretazione autentica è questo, che a prescindere da cosa indica lo statuto,
e questo è un elemento accettato ben volentieri dal settore, posso anche, come consiglio di amministrazione, produrre una documentazione con data certa che attesti, che testimoni il fatto che o non abbia, perché lo dice lo statuto o perché non lo dice ma poi concretamente sia avverato, mai percepito indennità o gettoni di presenza nel consiglio di amministrazione, o se questo storicamente è avvenuto possa averne rinunciato o possa aver addirittura rimborsato queste indennità o gettoni o compensi all'interno di una tracciabilità di documentazione che poi dovrò conservare ed esibire all'Agenzia delle Entrate in caso di verifica. Questa è la grande novità, perché molti enti hanno, anche nelle more dell'evoluzione legislativa, in assenza di date e di elementi certi di natura tributaria, hanno continuato a corrispondere indennità o compensi del Consiglio di amministrazione, a prescindere dal fatto che lo statuto l'abbia previsto o non l'abbia previsto. Questa norma, che interpreta in maniera autentica e quindi anche retroattiva, diciamo, questo tipo di tema, diciamo, sgombera da tutti gli equivoci e da tutti gli elementi di incertezza il punto che a questo punto si presenta in maniera chiara ed è facilmente leggibile e gestibile da tutti i nostri enti associati. Vorrei concludere con una novità, perché ho detto in premessa quali sono gli interventi su quali insiste, diciamo, i bonus fiscali a vantaggio dei nostri enti associati, fondazioni, associazioni ONLUS che operano nel campo sociosanitario, che è l'introduzione di un nuovo comma, il comma 7 bis dell'articolo 119 del decreto 34 del 2020, che riguarda gli impianti solari fotovoltaici. Era già previsto per altre tipologie di contribuenti e di impianti, ma viene esteso anche al nostro mondo ODV, ONLUS e APS, e soprattutto vengono inseriti degli elementi di flessibilità del godimento o dell'accesso in termini di requisiti al godimento di questo bonus. Si dice che questi impianti solari fotovoltaici possono essere anche installate su aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, evidentemente deve avere poi un titolo di godimento dell'immobile che collega la proprietà di terzi rispetto al godimento della fondazione dell'associazione, e anche quindi su immobili dove non svolgo all'interno attività sociosanitarie assistenziali, purché quest'ultimi immobili siano, diciamo, dislocati, siano presenti in centri storici vincolati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, che è il classico codice 42 del 2004, sul quale molti enti nostri associati si interfacciano, si interrogano, perché hanno parte o addirittura totalmente l'immobile sotto vincolo, si dice in maniera volgare, delle belle arti. Quindi questa è una novità che prevede per coloro che hanno sostanzialmente i beni dove svolgono attività nei centri storici sotto protezione di tutela, diciamo, architettonica, possono comunque anche in altre aree, anche su aree non pertinenziali o di proprietà di terzi, diciamo, installare impianti solari fotovoltaici e godere lo stesso dei bonus fiscali, nel rispetto di questo nuovo comma 7 bis dell'articolo 119. Questa novità, diciamo, agganciata alla novità che da un po' di mesi ci vede impegnati nello studio e nell'analisi delle comunità energetiche, sta cercando di introdurre un volano di pensiero, speriamo anche presto di azione, che porti a far uscire i nostri enti associati da questo grande tema che è il caro energia e il caro bollette, che tanto sta preoccupando i bilanci e impegnando i bilanci dei nostri enti. Ringraziamo il dottor Petrillo del suo contributo e diamo appuntamento al prossimo aggiornamento a cura